Quando pasticceria e rosticceria napoletana si incontrano, viene fuori un prodotto dalla farcitura tipo pasticceria, ma in realtà è rosticceria, il babà rustico farcito. Salve a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un babà rustico farcito. L'impasto è facile, io lo faccio a mano, si può fare anche in planetaria o con uno sbattitore elettrico. Quindi inserisco la farina all'interno del recipiente. Vi consiglio di fare una metà manitopa e metà 00 perché comunque l'impasto lievitato deve avere una bella struttura. Mettiamo le due farine in un recipiente, poi inserisco all'interno il sale e lo zucchero. Il burro a pezzetti, potete usare margarina o anche olio, le due uova medie. Nel latte vado a sbriciolare i 10 grammi di lievito, potete mettere anche meno lievito se fate più lunga la lievitazione o ancora di più se volete anticipare. Andiamo ad impastare a mano facilmente, vediamo che dopo circa 5-10 minuti l'impasto si inizia a solidificare, mettiamo sul tavolo. Adesso impastiamo sul tavolo fin quando l'impasto non diventerà liscio, lo andiamo a strappare anche ogni tanto con le mani per farlo impastare bene. Ci vorranno almeno 10-15 minuti di impasto. Durante la manipolazione ovviamente l'impasto tende a diventare molle, facciamo stare 5 minuti all'aria senza coprire e per magia diventerà omogeneo. Vediamo che lasciato all'aria l'impasto si inizia ad asciugare da solo, lo vado a pirlare e voilà. Quindi l'impasto è pronto, lo mettiamo in un recipiente. Io uso stesso questo che ho impastato. Copriamo con pellicola trasparente. Adesso facciamo lievitare l'impasto il doppio, se non il triplo del suo volume, a una temperatura ambiente se ovviamente è calda, oppure se è inverno mettiamolo sempre a 20-25 gradi. L'impasto è puntato, mettiamo sul tavolo, più o meno ha impiegato 2 ore e mezza. Io vado a usare questo stampo classico per casatiello napoletano, voi potete usare qualsiasi stampo, basta che sia la misura indicata. Imburriamo lo stampo, quindi formiamo un filoncino, mettiamo all'interno. Adesso andiamo a livellare con le mani. Adesso facciamo lievitare fino all'orlo dello stampo, anche a temperatura ambiente va bene, se fa troppo freddo sempre 20-25 gradi. Non c'è bisogno di mettere pellicola sopra, ma se volete la potete mettere. Per lievitare fino al bordo più o meno impiegherà circa 2 ore. Come vedete è ben lievitato, lo andiamo a fornare a 180 gradi, primo piano del forno in basso per far cuocere bene sotto, alla temperatura di 180 gradi per circa 25 minuti. Poi dipende dai forni, più o meno ci vorranno 25 minuti. Più o meno impiegherà 25-30 minuti di cottura, poi ogni forno è una storia a sé, sempre al primo piano basso del forno. Quando è ben freddo lo sformiamo e voilà. Allora quando è ben freddo andiamo a tagliare, potete fare anche il giorno prima per il giorno dopo, come vi dicevo si taglia ancora meglio. Lo vado a tagliare 6 fette che usciranno più o meno 5 strati, voi potete usare diciamo qualsiasi sistema, potete fare anche di meno fette per farle più spesse. Io vado a tagliare questo pezzo che sta centrale perché vi dà fastidio, per far venire giusto, preciso tutti gli strati a ciambella, guardate. Quindi mettiamo di nuovo tutto insieme, lasciamo solo il primo strato e capovolgiamo al contrario tutto il resto. Ovviamente ci vuole un po' di dimestichezza per tagliare, però vi assicuro che se la fate il giorno prima per il giorno dopo e la chiudete in pellicola, sicuramente andate meglio a tagliare. Quindi scegliamo un piatto e andiamo a lavorare direttamente nel piatto.
Quindi ogni strato lo andiamo sempre a cospargere di maionese o altra salsa a vostro piacimento. Io faccio 2 strati al prosciutto, perché sono gli strati che piacciono di più anche ai bambini, e sottilette. Quindi mettiamo sempre pochissima maionese o altra salsa tartara, quello che volete fare, sotto, in modo tale che combaciano i 2 strati e non si staccano. Poi gli altri 2 strati faccio con tonno e maionese. La maionese è indicativa, potete mettere qualsiasi, diciamo, quantità. Io vado a fare maionese e tonno e insalata. L'insalata che vi ho detto in sovraimpressione, 250 grammi, è per il totale del babà rustico, quindi in decorazione e tutto quanto. Vado a fare il secondo strato di tonno e a questo punto metto le olive invece, anziché della insalata. Metto l'altro strato, che vi ricordo deve essere sempre cosparso di maionese sia sopra che sotto, così si attacca. Quest'ultimo strato vado a mettere la bresaola e poi scaglie di parmigiano con rucola, e lo strato di sopra deve essere sempre sotto cosparso di maionese, in modo tale che si attaccano come sempre. Poi prendo dei bastoncini lunghi per decorazione e inserisco all'interno sia olive che pomodorini. Poi finisco con insalata laterale e voilà ragazzi, il gioco è fatto. Veramente una grandissima bontà. Vi assicuro che è diverso, diciamo, dagli altri rustici a pezzi grandi. Ovviamente vado a tagliare. Vi assicuro che fatto il giorno prima magari andate a tagliare meglio, ma fatto in giornata è una morbidezza spettacolare. Ragazzi, guardate che fettona. Io vado a fare il mio assaggio come sempre. A dopo. E ragazzi, qua quando si ha fame veramente è un'esplosione di sapori incredibile. Mm. Mm. Mua.